Buondì, sono il gestore del Falier sotto la parete sud della Marmolada, te la Valle Ombretta, praticamente collegamento con San Pellegrin, Canassei, Passo Ombretta, Cima Ombretta, Forsella Marmolada, dopo la ferrata che va su, che parte da qua la mattina, poi arriva a Punta Penia, forse la Marmolada come dicevi prima ti arriva a Pian dei Fiacconi. Dopo praticamente il sentiero comodo arriva qua da Malga Ciapela, te viene su un tenore e meda e da qua tanti pernota qua e dopo da qua parte, va a San Pellegrin, va a Canassei, va al San Nicolò e fa parecchi giri da fare insomma. Il rifugio, la gestione del rifugio la è familiare, sia la femmina, due figlie che lavora qua. La roba la portò su in la spalla, in col motorin e il grosso invece quando che all'inizio stagione il portò su con l'elicottero. Praticamente mi fa un bel cargo all'inizio, primi di giugno, e mi fa 25-30 viaggi con l'elicottero e porto su quasi tutto. Ogni tanto durante i 4 mesi che sto qua il ciame per portare su magari quel che mi manca, bombole di gas o roba così. Come che dicevi prima, è una base, proprio una base per gli alpinisti, quei che fa la parete sud della Marmolada che è qua da Drio. Praticamente le 180 vie su tutta la parete che è lunga 6 km per alta 1 chilometro. E loro viene qua, dormono qua e la mattina a buon'ora alle 3 e mezza e si leva su, fa colazione e parte. Naturalmente che vuol 7-8 ore o anche di più per fare tutta la Marmolada, tutta la via e arriva su alla sera. Mentre che per il resto le frequenta da tante famiglie perché appunto da Malga Ciapela arriva qua la è comoda, viene su famiglie con bocce, con anche nonni di 70-75 anni, poi arriva qua tranquillamente perché è una bella mulattiera. E come va qua è bella perché ti te vede fuori il civetta, ti vede il pelmo, ti vede l'antelao, è veramente un barcone, mi dice sempre che è un barcone perché dalla finestra, onde che dorme il su sora, mi vede fuori tutte queste montagne da sera sempre illuminate la mattina buon'ora dal sole. E la sera te vede quando che sfiorisce che le tutte rosse, è proprio una bella valle. Nella valle, nonostante a 2000 metri, è ancora verde, è un bel verde ancora, non è un rifugio su una crepa, freddo, è un rifugio ancora sul verde caldo, è un rifugio alpino perché qua le difficoltà perché non arriva alla strada, non avevo mezzi di comunicazione, difatti mi ha il gruppo, non hai la corrente, l'acqua mi tocca acciapparla con un tubo di 1 chilometro e 200 metri, perché anche qua non hai nessuna pompa, non hai niente, mi tocca acciapparla per caduta l'acqua del ghiacciaio della Cima Ombretta che è qua del Rio. E appunto direi che non è nessuna comunicazione e la roba bisogna portarla su tutta, se ti manca un chiodo, insomma, ti
ti tocca di in paese a ciollo. Le belle anche perché le comodo e non ti ha appunto macchine, non ti ha nessun rumore, non ti ha nia. La mattina quando te levi su ti sente solo il canto del gal che hai qua da Drio, certi brontolea, ma mica di e lo meo sentì il canto del gal o il fischio del treno o la macchina e lo mi di stare sondante, le meo sentì il canto del gal. Il rifugio è stato costruito nel 1911. Dopodiché l'estate praticamente 20-25 anni non è stata mai gestita da nessuno, perché allora gente non ve n'era e c'era molte difficoltà allora. La gente che passea però non era nessuno qua. Dopo praticamente dal 15-18 è stato fatto il comando della guerra del 15-18. Allora era stato fatto il rifugio, era come base, come comando del capitano Androletti e i suoi diciamo, attendenti, chiamoni, no? Mentre che i soldati erano tutti fuori, qua era tutto baracche qua dintorno. Nel 1917 è stato bombardato dagli austriaci che di fatti se si guarda su con un buon binocolo a Punta Rocca, 20 metri sotto Punta Rocca, è la feritoia dove che era il canone degli austriaci che loro ha bombardato proprio il rifugio perché loro sapeva che era il comando del battaglione 206esima compagnia Val Cordevole e praticamente nel 17 l'ha distrutto. Dopo le passati parecchi anni e nel 39 è stato fatto il rifugio naturalmente più piccolo di adesso, però non le sta neanche a gestire, gli aveva fatto la costruzione, però non le sta gestita da nessuno. L'era stato sto conte che diceva Onorio Falier che l'aveva finanziato per mettere sui muri e dopo non è stato gestito fino agli anni 48-49. Dal 51 al 52 le venuto su me paesan a gestirlo che si chiama Luciano Luciani. Una sera in bar s'accattà come pare e sto Luciano gli ha detto Nino dice se tite c'ho il rifugio mi vado in Svizzera e Luciano è ancora in Svizzera e noi praticamente siamo ancora qua perché mi pare le è venuto su nel 53 e l'ha fatto 40 anni qua. Dopo diciamo non l'aveva più l'era stuffa, allora mi ha domandato se volevi se volevi e l'ha ciotto e praticamente adesso le 58 anni che avevamo noi il rifugio. Te conta una roba e le camminava perché l'era venuto fuori che l'era da mettere in regola le vasche biologiche, l'era da fare le docce, l'era da fare dei lavori che praticamente era contrario perché non voleva neanche la luce perché ne mandava a dormire con la candela, sempre con la candela e l'acqua fredda. Quando che le è venuto su me paesan 28 anni fa, elettricista, e gli ha detto, Nino, se non via sotto il sas, mettono in gruppetto e ti tira qua la luce, e dice, mi sono dovuto via sotto il sas, per 40 anni non sono mai stato buono e tira qua la luce. Non mi ricordo più che anche l'era, ma l'era quasi 30 anni fa. Ho portato su un gruppo, le due via, la tira qua un filo e la metto la lampadina, e il gavardame pare e dice, adesso dice, stai qua ancora un po' di anni e dopo di non viene più su, perché adesso comincerà a fare questo, a fare quel e a tutte quelle normative che era da fare, allora le cammina. Sono venuto su me e sono ancora qua. Naturalmente non è che adesso con le comodità che ho, è sempre difficile perché bisogna prepararsi, aprile, maggio, fare la spesa, preparare tutto e dopo le da organizzare per venire su. Non ti puoi venire su che ti manca la roba, bisogna venire su che praticamente ti avevi quasi tutto, perché l'importante è che quando ti fai il giro con l'elicottero che sia giusto perché costa che costa. E il resto invece mi vai giù con il motorin, mi c'ho l'incinde roba che posso, la spesa giornaliera e me la porto su me. Alpinisti che ne sempre tanti. Escursionisti manca i dove magari che piace più al mare così, però mi vede che insomma fin qua
la scampagnata della domenica, chi che parte a Padova alle 7, alle 11 qua. Dopo che per sta qua 4 mesi l'importante è lì che ti ave la femmina, che l'ave passione, perché se la femmina non ha passione, mi tocca ringraziare tanto due femmine, a parte la mia famiglia, però due femmine, mare e mia femmina, perché le loro che a gestire il rifugio, no, a parte mie pare, ma le loro che sta qua 4 mesi senza mai di du. Mi pare a fare la spesa, anche il fa la guida mi pare, e allora facendo la guida, visto che il fa qualche giretto, il fedaia, stia via 3D, ma mia madre era sempre qua, e mio fratello se stia qua, e non era nessuno allora, perché erano piccoli noi, vediamo due persone che venivano su di niente di corsa che via mia madre, mamma, le qua due persone, allora io tutta andava a fare, la metteva sul tè o l'accende acqua a fare la pasta asciutta, magari non in maniera neanche mia, ma insomma, a un tiro avanti tanti anni, sacrifici dei miei, che adesso però ti dà anche i frutti, con la costanza e sapendo trattare la dente pulito, bisogna trattare la dente pulito, che allora i frutti ti vede dopo, perché bisogna fare buonasera a tutti, anche a quel che ti dà incinde fastidio, vaga d'intorno, che allora il cammina contento e ti manda su un corridoi, e lo che offrire una snappa a una compagnia o a chi o ai soci, non le nia lì. La montagna è una roba di fratellanza, qua sono tutti fratelli, l'avvocato, l'operaio, il maestro, il preve, il maresciallo dei carabinieri, qua e tutti i compagni. Dal gestore del rifugio Falier vi saluto a tutti quanti, spero che catasse qua un altro anno, vi aspetto che venite su a me catà.